Cresce il movimento dei sindaci virtuosi, silenziosi, senza barricate sulle strade, blocchi ai caselli, cortei o manifestazioni, ma molto più ficcanti nella sostanza, senza fare prelievi nelle tasche dei cittadini, ma cercando invece di togliere tasse o imposizioni fiscali come invece sta facendo adesso lo Stato. Il primo incontro ad Olo in municipio promosso dal sindaco Maddalena Gottardo. Venezia e provincia rispondono, così come stanno rispondendo i piccoli comuni del Padovano e del Trevigiano. Cominciare a tagliare servizi, aumentare tasse, noi di tutta questa situazione siamo stanchi e siamo qui appunto per manifestare il nostro disappunto perché ancora una volta le grandi città soffocano i piccoli comuni come i nostri e si portano via la maggior parte delle risorse. Non esistono cittadini di serie A e di serie B, i cittadini sono tutti uguali e devono essere tutti trattati allo stesso modo. I sindaci dei comuni nei quali non è stato aumentato l'IMU, insomma, si sentono penalizzati. Lo Stato risarcirà in modo incoerente, dicono quei comuni che non hanno giocato stando alle regole. 5.000 sono i comuni che non hanno aumentato la tassazione sulla prima casa e ben 1.000 quelli che hanno firmato il documento che la prossima settimana presenteranno a Roma. Lo Stato, dicono, deve mettere i soldi recuperati dai comuni che invece l'hanno aumentato nel fondo di solidarietà e distribuire i soldi equamente a tutti i comuni. In questo momento ci sentiamo maltrattati dallo Stato perché siamo quei comuni che non hanno aumentato l'IMU sulla prima casa e oggi scopriamo che il governo intende restituire ai comuni quella quota di aumento che ha fatto verso i propri cittadini. Quindi chi ha aumentato l'IMU allo 0,5-0,6% oggi avrà maggiori trasferimenti da parte dello Stato rispetto a chi ha mantenuto l'IMU sulla prima casa allo 0,4%.